pecora. Allora, con una matita feci il disegno, guardò il disegno, sorrise e poi mi disse: no, questa pecora mi sembra malata, fammene un'altra. E allora feci un altro disegno. No, no, questa ha le corna, non è una pecora, è un ariete. E feci allora il terzo disegno. Questa è proprio molto vecchia, la pecora che bella deve vivere per tanto, tanto tempo. Onestamente stavo perdendo la pazienza, così feci velocemente un quarto disegno e dissi: quella che vedi è soltanto la sua cassetta, la pecora sta dentro. Il viso della personcina davanti a me si illuminò. Ecco la mia pecora, pensi che mangerà tanta erba? E perché? Ora pure l'erba. Perché dove vivo io? Tutto è molto piccolo, molto piccolo. E certo che ci sarà erba a sufficienza.